L'intervista di Papa Francesco a Che tempo che fa è un evento sicuramente storico, qualcosa che non era mai accaduto prima, un collegamento in diretta di un Papa tra l'altro argentino e non italiano, che quindi ha sfidato anche il rischio di qualche errore nella lingua che noi tutti parliamo. Un evento straordinario per i temi che sono stati trattati, ma soprattutto dal punto di vista della comunicazione per il modo in cui Papa Francesco, come ha sempre fatto da quando ha iniziato il suo viaggio da Papa, ha saputo raccontare delle storie, ha saputo con delle microstorie fare degli esempi, ha saputo parlare di migrazione, di educazione, di chiacchiericcio, di Vaticano, di santità con una semplicità che soltanto uno dei più grandi uomini del nostro tempo poteva fare. E l'ha battuta anche sul suo abitare a Santa Marta e non al Vaticano, perché lì ci abitano e ci hanno abitato i papi che sono diventati santi. È una battuta che fa capire che al centro della comunicazione di questo grande papa storyteller c'è appunto l'umiltà. La sua forza è la chiave comunicativa del raggiungere tutti in tempo reale, di arrivare ai cuori delle persone, di penetrare attimo dopo attimo dentro l'anima di ognuno di noi. E lo ha fatto indipendentemente da quello che è il nostro credo, indipendentemente da quelle che possono essere le nostre suggestioni. È stato autoironico, è stato quasi come ascoltare l'amico della porta accanto, eppure lui con quella veste bianca rappresenta sicuramente una guida per tutti noi e lo ha dimostrato anche in questa occasione. Un papa comunicatore, un papa divulgatore, un papa che sa sentire fino in fondo quello che è il dolore della nostra umanità, che sa capire quali sono i mali, ma allo stesso tempo ci sa dare delle soluzioni, ci sa spiegare come prendere la via della speranza, ed è questa la sua grande forza comunicativa, è questo il fortissimo impatto sociale che lui riesce ad avere, anche quando utilizza appunto delle microstorie che però fanno parte del nostro quotidiano. Davvero un grande Papa, ma soprattutto davvero un grande momento culturale e di televisione. Papa Francesco è riuscito a parlare ad ognuno di noi e lo ha fatto nel modo migliore.